sono ancora isolate dagli allagamenti e dove, come vedete, in città non c'è nessuno per le strade. Qui sono caduti 160 mm di acqua, vuol dire 160 litri di acqua ogni metro quadro di terreno, una quantità enorme su una terra già satura, dove il rischio idrogeologico è alto, in un paese fragile, come ha ricordato oggi il capo della protezione civile Curcio, protezione civile che ha diramato l'ennesima allerta rossa per domani in Sicilia orientale e in Calabria. Una buona notizia arriva invece dal CNR: il ciclone domani potrebbe perdere potenza e spostarsi verso sud. Vediamo la nostra giornata. Siamo arrivati ad Augusta e le strade d'accesso alla città sembrano bloccate. L'uragano comincia a far sentire i suoi effetti all'alba. Apollo lambisce le coste siracusane, la sua furia isola interi quartieri, allaga strade e abitazioni e per lunghe ore Augusta rimane isolata. Qua era tutta campagna, ulivi, frumento, era assorbito il terreno. Adesso che è tutto centrifugato, abbiamo finito. Preoccupato dal diluvio, il sindaco di Augusta lancia un appello. La situazione è drammatica, dice, rimanete in casa, mentre il centralino della protezione civile cerca di fugare le paure di morte. Sta arrivando un mezzo, io ora gli prenderei. Ma è nel periferico quartiere Paradiso che troviamo la situazione più drammatica. Il mare sta sommergendo le strade. Le raffiche di vento sollevano onde fino a 4 metri che si infrangono con potenza sulla scogliera di Augusta. Quando c'è la pioggia forte avviene questo allagamento. Noi siamo nell'impossibilità di uscire, diciamo, di casa.